applauso più che meritato. Un taglio del nastro che simbolicamente taglia definitivamente anche le polemiche che hanno accompagnato la riqualificazione dell'ex area Macevi nel cuore di Mogliano. Il recupero della zona simbolo di degrado ha animato la discussione politica degli ultimi anni e la recente campagna elettorale, ma l'inaugurazione del nuovo supermercato Cadoro mette definitivamente in archivio ogni contrasto. A dimostrazione di questo l'invito che il neo sindaco Davide Bortolato rivolge durante il suo discorso a chi lo ha preceduto. Auspico che al momento del taglio del nastro ci sia anche l'ex sindaco Carola Arena. La invito, visto che ha seguito in primis questa vicenda. Il primo cittadino non nega le perplessità e i timori iniziali, ma oggi dice ai cittadini viene restituito un pezzo importante di Mogliano. Anch'io ero un po' perplesso all'inizio, poi man mano che il fabbricato ha preso forma si è visto proprio svilupparsi in maniera positiva. Non dimentichiamo che qui c'era una fabbrica di tubi che poi per anni è rimasta chiusa, c'è stato questo grande dibattito sul sviluppo di quest'area, alla fine oggi arriviamo a una soluzione. Soddisfatto anche l'ex sindaco di Mogliano Carola Arena che durante la sua amministrazione ha seguito passo dopo passo gli interventi di recupero. Oggi c'è un grande risultato per Mogliano perché abbiamo lavorato proprio per far sì che quest'area, che di fatto rappresenta il cuore di Mogliano, ritornasse alla vita della città. Insieme alla parte commerciale l'opera di recupero ha visto anche la realizzazione di uno spazio pubblico di oltre 5.000 metri quadri, con marciapiedi e piste ciclabili costeggiate da molto verde, grazie anche alla piantumazione di 150 piante ad alto fusto, tra cui olmi, carpini, betulle e querce, un polmone verde dunque a disposizione dei cittadini. Benvengano operazioni di recupero di questo tipo. Qui era tutto un disastro, capannoni abbandonati, terreno, sterpaglie, il malaffare che magari si infiltrava a certi orari. Da un tirocinio un po' lungo, ma siamo riusciti a finire e fare una bella cosa, una cosa che dovrebbe portare un gran valore anche a Mogliano e siamo felici che noi poi come nostra attività abbiamo bisogno dei moglianesi, per cui abbiamo creato una casa per loro, una casa che piace a loro.